Alleluia, vogliamo alzarci all'impiedi, vogliamo iniziare a dare lode e gloria al nostro meraviglioso Signore. Padre Santo, Dio d'amore, ancora in questo momento veniamo alla Tua presenza, Signore, per i meriti di Gesù Cristo, il Tuo Figlio. Vogliamo ringraziarti, Padre, per l'onore e il privilegio che Tu ci doni ancora in questa sera di poter innalzare il Tuo santo e meraviglioso nome. E ancora in questo momento, Padre, applichiamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo. E proclamiamo e dichiariamo e a te diamo tutta la lode e la gloria in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. Alleluia, nessuno è come te, Signore. Tu sei l'alfa e l'omega, il principio e la fine. E ancora in questo giorno, Signore, noi ci rifugiamo in te, Signore. Tu sei l'alto rifugio, Padre. E per questo ti vogliamo lodare, glorificare, innalzare, Signore. Come è scritto nella tua parola, io canterò all'Eterno finché avrò vita. Canterò le lodi al mio Dio finché esisterò. Sì, Signore, finché tu mi darai la vita, io voglio innalzare il tuo santo e meraviglioso nome. Amen. Innalziamo il Re di gloria, alleluia. Diamogli tutta la lode e la gloria perché è sua e gli appartiene. Amen. Alleluia. Grande sei, meraviglioso il tuo nome, Gesù, alleluia. La lode è la risposta al tuo amore, quell'amore infinito che mai ha tradito e mai tradirà. La lode è la risposta alla croce,
voce, alla tua gioia dentro me. Come Daniele rimarrò in piedi dentro la fossa davanti ai problemi, e come Giona canterò forte dentro la prova, e come Neemia costruendo la vita pezzo su pezzo ti darò la gloria, e come Davide alla tua presenza voglio danzare, voglio danzare, voglio danzare, voglio danzare. La lode è la risposta alla tua croce, quell'amore infinito che mai ha tradito e mai tradirà. La lode è la risposta alla croce, che ha donato voce alla tua gioia dentro me. E come Daniele rimarrò in piedi dentro la fossa davanti ai problemi, e come Giona canterò forte dentro la prova, e come Neemia costruendo la vita pezzo su pezzo ti darò la gloria, e come Davide alla tua presenza voglio danzare, voglio danzare, voglio danzare, voglio danzare. Hai mutato il mio lutto in danza, rivestito il cuore di gioia. Nella tua casa io canterò, la mia forza sei tu, Gesù. Hai mutato il mio lutto in danza, rivestito il cuore di gioia. Nella tua casa io canterò, la mia forza sei tu, Gesù. Alleluia. Sì, Signore, la mia forza sei tu. Tu hai cambiato, trasformato, Signore, il mio lutto in danza. E io sono grato a te per quello che tu hai fatto e continuerai a fare nella mia vita, nelle nostre vite. E per questo, Signore, siamo grati a te. E vogliamo ancora in questa sera, Signore, aprire i nostri cuori alla tua presenza. Vogliamo adorarti, Signore. Vogliamo adorarti con tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo. Perché nella tua parola è scritto che tu cerchi veri adoratori, Signore. E noi vogliamo adorarti questa sera. E ti preghiamo, Signore, scenda la tua presenza ancora in questa sera. Tocca i nostri cuori, Padre. Abbiamo bisogno di te. Spirito Santo, passeggia nel nostro mezzo, Signore. Alleluia. Ti adoriamo, Signore. Ti adoriamo, Gesù. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme. Amen. Oggi vivo nella gioia ed un nuovo tempo, nuove opportunità e poi raggiungo il cielo. Liberati, imbiancati da tutti i peccati, inizio a camminare verso te, Signore. Credo nel mio Dio che mi rinnova, uomo nuovo e libero io sono. La forza dei tuoi sogni, di tutti i desideri, montagna
io sono la forza dei tuoi sogni, di tutti i desideri, montagne e valli con te io attraverserò, la forza dei tuoi sogni, paura non avrò, nel mio futuro al centro dei progetti io sarò, la forza dei tuoi sogni, di tutti i desideri, montagne e valli con te io attraverserò, la forza dei tuoi sogni, paura non avrò, nel mio futuro al centro dei progetti io sarò, sicuro io sono. Ti sogni, di tutti i desideri, montagne e valli con te io attraverserò, la forza dei tuoi sogni, paura non avrò, il mio futuro al centro dei progetti io sarò, la forza dei tuoi sogni, di tutti i desideri, montagne e valli con te io attraverserò, la forza dei tuoi sogni, paura non avrò, nel mio futuro al centro dei progetti io sarò, sicuro io sono. Ancora in questa sera possiamo proclamare e dichiarare che siamo sicuri, Signore, di stare al centro, Signore, dei tuoi progetti. Vogliamo ringraziarti per come ci hai tirato fuori, Signore, da ogni legame, da ogni laccio, da ogni peccato, Signore. Vogliamo ringraziarti per il tuo immenso amore, Signore. C'è gioia a sazietà nei nostri cuori, Signore. E ancora in questo giorno, Padre, abbiamo scelto la parte migliore, quello di stare alla tua presenza, Signore. E io ti prego ancora in questo momento che tu possa, Signore Dio, in questa sera rialzare colui che è caduto, dare forza a colui che è stanco. Sì, Signore. Signore, noi ci rivolgiamo a te, Signore, e crediamo, Padre, nella tua grazia e nella tua misericordia. E come è scritto nella tua parola, come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela te, oh Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Sì, Signore, siamo assetati della tua presenza, siamo assetati della tua parola, siamo assetati del tuo spirito, Signore. Vogliamo di più perché sappiamo che c'è molto di più, Padre. E ti preghiamo ancora in questa sera, riversa olio santo, Signore, olio fresco sulle nostre vite, per essere, Signore Dio, fonte di benedizione ovunque tu ci manderai, Signore. Vogliamo ancora avere un momento di adorazione alla tua presenza, Signore. Signore, tocca, Signore, ancora in questa sera. Spirito Santo, ungi, Signore, sana, libera, Signore, guarisci, Padre. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, alleluia. A te la gloria, a te l'onore, maestà, alleluia. Meraviglioso tu sei, la mia vita è tra le tue mani, plasmami e rimuovi
so che resti con me nella fornace io e te, il fuoco non mi consuma, mi rende sempre più puro. Oh, io sarò come te, a tua immagine, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Io non morirò, anzi io vivrò, racconterò le tue opere, racconterò il tuo miracolo in me. Io non morirò, anzi io vivrò, racconterò le tue opere, racconterò il tuo miracolo in me. Fai di me ciò che vuoi, portami dove
Sì, Signore, tutta la mia vita è tua, Padre. E continua, Padre, a modellare la mia vita come argilla nelle tue mani, Signore. Continua, Padre, a trasformare a tua immagine e somiglianza, Signore. Affinché, Padre, possiamo essere testimonianza del tuo immenso amore. E ancora in questo momento, Padre, voglio mettere davanti al tuo trono di grazia gli ammalati del tuo popolo, Signore. Voglio pregarti, Signore, per Camillo, per Andrea, ancora Vittorio davanti a te, ancora Michele davanti al tuo trono, Signore. Patrizia, Padre, ti preghiamo, stendi la tua mano potente. Possa tu intervenire, Signore, secondo la tua grazia e il tuo meraviglioso amore, oh Padre. Ancora, Padre d'amore, vogliamo pregarti, Signore, per coloro che sono allontanati, sviati, raffreddati, Signore. Riportali a te, oh Padre, che è un corde d'amore, Signore. Ti preghiamo, stendi la tua mano, Signore. Continua tu ad operare, manifestando la tua gloria. Ancora Assunta davanti al tuo trono, che questa tosse secchi nel nome di Gesù Cristo. Federica, per esame ancora in questo momento che deve affrontare, Signore, stendi la tua mano. Ancora chiede protezione ed unzione sulla sua vita. Ancora per tutto il ministero Gesù e Signore chiede, Signore, chiediamo, Padre, un'unzione particolare. Riempici, Signore, facci traboccare, Signore, affinché possiamo essere, Signore, quella luce ancora in questa città, Padre. Ancora il pastore Margherita davanti al tuo trono, stendi la tua mano, Signore, ungi le loro vite, riempili della tua presenza ed usali per la tua gloria. Ancora, Signore, la marcia che si terrà sabato a Napoli, Signore, stendi la tua mano, prepara i cuori, Signore, e prepara anche le nostre vite affinché possiamo essere fonte di benedizione. E ancora gli ospedali, le carceri, le case famiglie, gli orfanotrofi, Signore, questi luoghi dove c'è tristezza, desolazione, afflizione, oh Padre, stendi la tua mano, usa i tuoi strumenti, i tuoi canali, affinché la tua parola possa penetrare in quel luogo e possa portare refrigerio, salvezza. E ancora in questa sera, Padre, ti preghiamo per le nostre vite, Signore. Possa tu parlare ai nostri cuori attraverso, Signore, il cuore del tuo servo. Signore, ti preghiamo che questo messaggio che scende dal cielo possa entrare in profondità nei nostri cuori, Signore. E mettiamo il prosieguo nel palmo della tua mano santa. E a te, Signore, diamo tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen, amen e amen. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia, se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio lo possiamo fare in questo momento. Amen. Se non c'è nessuno possiamo anche prepararci per l'offerta. Alleluia. Andiamo anche a prendere l'offerta e preghiamo per l'offerta. Amen. Alleluia. Padre d'amore, ancora in questo momento veniamo alla tua presenza, Signore. Vogliamo dare a te questa offerta, Signore, che diamo con tutto il nostro cuore. Grazie per come ci dai l'opportunità di dare, Signore. Ti prego ancora di benedire, oh Padre, il tuo popolo, la tua eredità, Signore. Prenditi cura, Padre, di chi è nel bisogno. E a te diamo tutta la lode e la gloria. In Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. La mia luce sei, la mia protezione, a te io do il mio cuore. Se sono al fianco tuo, sicuro accanto a te, e nulla temerò.
Alleluia. Sì, il Signore molto presto tornerà e tornerà a prendere la sua Chiesa. E noi vogliamo far parte di quella Chiesa meravigliosa. Amen. Allora, vogliamo passare alla parola, vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo. Dio parlerà alle nostre vite questa sera. Amen. Alleluia. Pace a tutti voi, è una gioia rivederci dopo un po' di tempo. Grazie al Signore per ogni cosa e pace a quanti sono collegati con noi da casa. C'è il tempo per ogni cosa, c'è stato un tempo di un matrimonio meraviglioso e io pubblicamente voglio ringraziare il Signore per questo, per come veramente le sue benedizioni vanno sempre al di là di quello che noi possiamo pensare e immaginare. Veramente Dio ha guidato ogni cosa, ha benedetto ogni cosa, ha provveduto per ogni cosa e veramente solo a Lui sia l'onore e la gloria. Io in questa sera voglio parlarvi di beatitudine, perché oggi si usa, no, nel mondo, quando uno pure, faccio un esempio molto semplice, va in vacanza, dice beato te che vai in vacanza. Io vi voglio parlare di beatitudine, ma non di questa beatitudine che il mondo anela e cerca, ma della beatitudine che il Signore vuole dare alle nostre vite. Vogliamo prendere nel Salmo 32, leggeremo, sono pochi versetti, li leggeremo tutti, Salmo 32. Sì, abbiamo preso tutti insieme, vogliamo anche pregare levando questa spada in alto. Alleluia, Signore, a te tutta la gloria e l'onore, Padre. Noi in questa sera vogliamo continuare a ringraziarti, a benedirti e non basta mai, Signore, farlo, perché veramente per noi, Signore, tu sei il tutto della nostra vita. E in questa sera noi siamo qui, Signore, nella tua casa ancora per ricevere ciò che tu hai preparato attraverso la meditazione della tua meravigliosa parola. Quella parola che ancora in questa sera ci vuole portare in una dimensione meravigliosa, papà, di tuoi figli. Guida le mie labbra e il mio cuore attraverso il tuo Spirito e che il tuo Spirito ancora possa allargare ogni cuore per ricevere questa parola, questo insegnamento che tu vuoi dare alle nostre vite, per darci ancora in questa sera, Signore, un sostegno, un aiuto, una consolazione, una beatificazione, Signore, perché no? Noi ti ringraziamo con tutto il cuore in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Leggiamo insieme, fratelli cari, dal primo versetto, dice questa parola: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per assura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato e qualora straripano le grandi acque esse per certo non giungeranno fino a Lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità. Tu mi circonderai di canti di liberazione, io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare e ti consiglierò, non avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato della sua grazia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, gioite voi tutti che siete retti di cuore. Fin qui la parola del Signore. Vedete, questo salmo inizia con essere beati. E chi scrive questo salmo è Davide. Io prima facevo una distinzione, perché c'è un detto nel mondo che quando le cose vanno per il verso giusto, abbiamo forse una bella macchina, una bella casa, partiamo per le vacanze, un bel conto in banca, allora quando tu parli
in questo modo agli altri, il mondo dice beato te, beato te. No, tu sei beato perché c'è un bel conto in banca, c'è una bella macchina, una bella casa, e quindi il mondo, diciamo, pensa che questo sia la felicità, perché la beatitudine in qualche modo significa una condizione di grande felicità, cioè che se tutte queste cose noi le possediamo, noi viviamo in una condizione di felicità. Questo è il mondo, fratelli cari. Non sia questo beato, non sia per la parola di Dio, perché nella parola di Dio Vedete, Davide dice in questa parola, non parla né di ricchezze né di altro, lui parla che l'uomo è beato se la trasgressione sua è perdonata, il cui peccato è coperto. Vedete un po' quest'uomo, lui dice che l'uomo è beato, cioè vive in una condizione di, non voglio dire felicità, perché questo è il mondo, ma l'uomo beato nel Signore è colui che confida nel Signore, si affida a Dio. La mia e la tua condizione di beatificazione, io vivo serenamente, in pace, felice, se la mia confidenza è in Dio. Questa è la mia condizione, questa è la condizione, fratelli e sorelle, che Dio vuole che noi viviamo. Non in cose passeggere, effimere, che possono dare anche un momento di serenità, di pace, perché no, di felicità. Ma non è questa la beatitudine alla quale Dio ha chiamato il suo popolo. La beatitudine dei figli di Dio è quello di vivere al cospetto di Dio, quello di confidare in Dio. Se io confido in Dio, fratelli cari, il mio cuore si appoggia su Dio, significa che io sono beato, vivo una condizione di serenità, di tranquillità. Perché la mia confidenza è in Dio, in questo Dio meraviglioso che ha fatto cose grandi nelle nostre vite. Amen. Ha fatto cose grandi o non le ha fatte? Io penso che se siamo qui Dio ha fatto cose grandi, e non peraltro diceva il salmista e in un altro passaggio della parola di Dio, perché soprattutto perché il mio e il tuo nome è scritto nel libro della vita. Egli ci ha dato la vita eterna, fratelli cari. A volte sottostimiamo tutto questo. Dio ci ha dato la vita eterna. E Davide in questo passaggio della sua parola, di questo momento particolare della sua vita dove scrive molti salmi, è proprio uno di questi, lui dice che la beatitudine di un uomo, di una donna, di un popolo è quella di confidare in Dio e sapere che il mio e il tuo peccato è perdonato, è coperto. Dio non te lo rinfaccia più, non ti dice più tutto quello che hai commesso, hai fatto. Perché l'ha buttato in fondo al mare, dice un altro concetto. Non è come gli uomini Dio, che ogni qualvolta, a volte ci adiriamo, tiriamo fuori tutti gli scheletri dagli armadi e forse rinfacciamo agli altri tutto quello che ci hanno fatto. Dio non è così. Dio non è vendicativo, non si ricorda più di quello che eravamo, ma si ricorda di te, dell'opera che ha fatto nella tua vita. Allora, fratelli cari, vedete, in questa parola di questa sera, Dio ci vuole portare in una condizione di beatificazione e non aspettiamo, tutto un processo che fa un'ala, non voglio dire fare nomi, per arrivare alla beatificazione e santificazione, tutto un processo particolare, un percorso. No. Io e te, il Signore vuole che viviamo nella beatificazione, cioè nella felicità, nella non ansietà, nella serenità della vita, ma soprattutto questo viene dal confidare in Dio. Dio vuole che noi confidiamo in Lui per vivere questa condizione. Allora Davide, fratelli cari, vuole portarci attraverso questa parola sua, questa esperienza che penso che a volte viviamo anche nella nostra vita. Perché è vero, sì, sapete meglio di me, questo re Davide, questo re secondo il cuore di Dio, ma lui forse stava vivendo un momento difficile, particolare, dove questa condizione di beatitudine non l'aveva più. E difatti, fratelli cari, lui scriverà che la cosa più bella per un uomo e per una donna è sapere che il peccato è estinto, è coperto. Dio non ce lo rinfaccia più. E continua, fratelli cari, in questo salmo meraviglioso e dice anche nel secondo versetto: beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Sapere, fratelli cari, che i miei e i tuoi peccati sono perdonati e nel cui spirito, nel nostro cuore, non c'è inganno, questo ci porta in una condizione di felicità, di serenità, di beatificazione.
E vedete, Davide sta sperimentando nella sua vita un percorso particolare che a volte forse succede anche nelle nostre vite. Perché Davide era un uomo di Dio, era un uomo stato chiamato da Dio, l'aveva, stabilito sul trono di Israele, ma sapete un po' tutta la storia di quest'uomo, che ad un certo punto lui, preso da tante cose, non va in guerra, vede una donna, quindi sta vivendo una condizione di adulterio, una condizione dove il suo peccato peggiora ogni giorno di più. Difatti, chi conosce un po' la storia descritta nel libro di Samuele, nel primo e nel secondo, sapete che lui arriva finanche a commettere un omicidio, a far uccidere il marito di Bathsheba, un suo generale, un suo soldato che combatteva per sé e per il popolo di Israele. Vedete un po' il peccato di quest'uomo dove arrivava, dove è arrivato, fratelli cari. E difatti lui ad un certo punto si trova in questa condizione, dove sicuramente, vivendo questo peccato, vivendo questa iniquità, vivendo tutto quello che stava facendo, non sentiva più la presenza di Dio. E quando si vive nel peccato, fratelli cari, quando trasgrediamo ciò che è la legge di Dio, la presenza di Dio si allontana da noi, perché il peccato che noi viviamo, che commettiamo, ci separa, provoca, fratelli cari, una divisione, una distanza, non perché Dio voglia trovare una distanza o dare una distanza alle nostre vite. Anzi, dice la parola di Dio che Dio è sempre in cerca del peccatore. Odia il peccato, sì, che noi commettiamo, ma Dio ci ama, anche quando siamo mancanti, fratelli cari. E vedete in questa parola, Davide aveva tante ricchezze, tante mogli, era il re, eppure gli mancava tutto. Quello che stiamo leggendo in questa sera è come se noi in questa vita, in questa terra, avessimo tutto, ma alla fine non abbiamo nulla, fratelli e sorelle, se non riconoscere, fratelli cari, che il momento, il tempo, la condizione che noi possiamo vivere di completa serenità, felicità, se così la possiamo chiamare, è vivere continuamente al cospetto di Dio. Questo ti mette in una condizione di serenità, di pace, di non ansietà. Quello, fratelli cari, che non si vive quando si vive nel peccato. Davide stava vivendo nel peccato e ad un certo punto di questa parola, vedete, lui elenca: beato l'uomo a cui il peccato è perdonato, è coperto, beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Vedete queste cose meravigliose, lui si ricorda. Perché? Perché il peccato lo sta schiavizzando, lo sta allontanando da Dio. E non sentendo più la presenza di Dio, per lui è una ferita. Ma ad un certo punto, fratelli cari, come arrivare a questa condizione di beatitudine che Dio vuole portarci a tutti noi? Dio non vuole che io e te viviamo nell'iniquità, viviamo nel peccato. Dio ancora in questa sera ci sta dando una possibilità, un'opportunità di vivere questa condizione. E la condizione la si acquista, c'è un percorso da fare. E le indicazioni, fratelli cari, per raggiungere questa condizione è scritta nella parola di Dio. Allora se per un momento, per un tempo, tu che mi ascolti da casa, a dire ma questa è la beatitudine, non quello di avere un bel conto in banca, non è questa. Perché tu possa avere anche un bel conto in banca, una bella casa, ma il tuo cuore sarà sempre irrequieto. Tu quella serenità, quella pace, quella felicità che stai cercando in tanti e svariati modi, non la trovi se non affidando il tuo cuore e la tua vita nelle mani del Signore, in colui che può fare ogni cosa, in colui che può provvedere ad ogni cosa, in colui che può proteggere la tua vita, la tua casa, la tua famiglia. La mia serenità nel vivere, la mia non ansietà è confidare in Dio, sapendo che questo Dio meraviglioso si prende cura di me, si prende cura della mia casa, della mia famiglia, si prende cura del mio lavoro, si prende cura. E questo mi fa vivere in una condizione di serenità, di beatitudine. Allora io dicevo prima, come stiamo leggendo in questa parola, possiamo vivere un momento difficile, di difficoltà, di prova nella nostra vita, perché vengono, fratelli cari. Io prima vi parlavo di matrimonio, è un tempo meraviglioso, anche quello, di grande gioia, ma poi tutto finisce, fratelli cari, tutto c'ha un inizio e tutto c'ha una fine.
Ma la nostra è una condizione che non deve vivere dei step, dei momenti. O un giorno sì o un giorno no. Dio vuole che noi viviamo questa condizione di beatitudine. E come ci arriva? Come? Davide in questo passaggio della parola di Dio, nella sua esperienza, quindi nella parola di Dio ci scrive, ci rapporta come arrivare a tutto questo. E lui sta vivendo nel peccato, fratelli cari. Ma ad un certo punto questo peccato, fratelli cari, sicuramente non lo fa dormire la notte, non lo fa vivere serenamente, perché il peccato perseguita. Il peccato, dice un altro testo, ti sta sempre davanti, non ti lascia mai. Tu pensi, come faceva Davide, di coprire il peccato con un altro peccato, ma il peccato lo inseguiva. E io penso alla vita di questo re che pur avendo tutto non aveva nulla, perché non viveva serenamente, sicuramente la notte non dormiva, sogni tranquilli per tutto quello che stava combinando. Ma ad un certo punto come uscire fuori, fratelli cari? Perché Dio ci dà la possibilità, ci dà l'opportunità. Il nostro Dio è un Dio di opportunità, di possibilità. Non è come noi che forse non diamo le possibilità ad altri. Dio ci dà sempre una via d'uscita. Come in questa sera, se la parola in questa sera arriva in questo verso, in questo senso, è proprio perché Dio vuole forse portarci da una condizione disagevole che stiamo vivendo in questo tempo ad una condizione di serenità, di pace, di gioia. Ma a tutto questo, fratelli cari, bisogna che io e te, o tu che mi ascolti da casa, bisogna fare qualcosa. Cosa fare? Lo vediamo, fratelli cari, nella parola di Dio. Nel versetto 3 dice la parola, continuiamo a leggere: finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Finché ho taciuto. Ma che cosa significa? Lui diceva finché ho taciuto, che cosa? È il peccato che lui commetteva. Cercava di sopprimerlo, fratelli cari. Non parlava con nessuno per tutto quello che stava combinando. Pensava che Dio non vedesse tutto quello che lui faceva. Allora vedete, a un certo punto lui dice finché io ho taciuto, le mie ossa si consumavano. Finché noi stiamo in silenzio, fratelli cari, pensando di coprire il peccato che viviamo, è un errore. Il nemico ti dice lascia stare, tanto nessuno vede, nessuno sa. Dio vede e sa. E quando si vive questa condizione, dice il re Davide, che le sue ossa si consumavano. Perché il peccato rode, fratelli cari, consuma, ti abbruttisce. Allora lui che cosa fa? Pensa e dice, sta raccontando la sua esperienza, fratelli cari, dice finché ho taciuto le mie ossa si consumavano. Ma poi che cosa ha fatto, fratelli cari? Tra i lamenti che facevo tutto il giorno, si lamentava, fratelli cari, perché la sua condizione lo portava a vivere una condizione disagiata. E continua, dice, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Ma non perché Dio ti vuole appesantire la sua mano su di te, è il peccato, fratelli cari, è la lontananza da Dio che ci porta a vivere questa condizione, come se Dio fosse la causa di tutti i mali che noi stiamo vivendo. Dio non è la causa, Dio è la risoluzione dei problemi, fratelli cari. Dio è la risoluzione, Dio è la risposta. Dio non appesantisce la mano su di te quando noi viviamo la condizione di peccato o viviamo lontani da Dio. Io penso che il cuore di Dio, che è un cuore epatico, cioè che soffre con chi soffre, dice la parola, lui soffre nel vedere la nostra condizione. Ma Dio, fratelli cari, che cosa si aspetta da me e da te quando noi possiamo vivere una condizione come questa? Perché Davide la stava vivendo e la possiamo vivere anche noi, fratelli cari. Nessuno può essere escluso da questo concetto, da questo particolare momento che ognuno di noi può vivere. E allora come uscire fuori? Pensando che Dio forse si è rivolto contro di me. Dio non si appesantisce, non si rivolge contro di te. Dio ti ama di un amore profondo. Ma Dio vuole in questa sera qualcosa da me e da te. Dio vuole che, come ci insegna la sua parola in questa sera, che noi non tacciamo più, che non stiamo più in silenzio, pensando a dire vabbè, ma il mio peccato forse l'ho coperto.
forse nessuno lo sa, nessuno conosce. No, fratelli cari. La condizione di peccato ti porta lontano da Dio e quando si vive lontano da Dio non si vive bene. Non si vive bene, fratelli cari. Allora che cosa fa quest'uomo di Dio? Che cosa ci insegna in questa sera la sua parola? Di non tacere. Di fare che cosa? Confessare il nostro peccato. Forse a volte non siamo abituati. Invece dobbiamo imparare a non stare zitti, a non tacere, a non coprire, ma ad ammettere il nostro peccato con franchezza e ravvedimento di cuore, sapendo che questo Dio meraviglioso che noi serviamo e conosciamo è colui che non ci giudicherà, ma che quando noi portiamo davanti a Lui il nostro peccato e lo confessiamo, Egli, come dice la Sua parola, il Suo sangue ci lava e ci purifica. Ci perdona, fratelli cari, e non si ricorda più della nostra condizione. Allora vedete, il re Davide capisce ad un certo punto che non può più nascondere il suo peccato, certo. Sapete la storia più di me, che ha cercato di coprire il suo peccato. Ad un certo punto è arrivata la parola di Dio come in questa sera, in quel tempo è arrivato Nathan. E di fronte alla parola di Dio, di fronte al servo di Dio, che gli elencava attraverso una bella storiella tutto quello che stava combinando, lui capisce che non è più tempo di tacere. Dio in questa sera ci dice che non è più tempo di tacere. Perché se in quel tempo è arrivato Nathan, questa sera è arrivata la sua parola, che siamo lì, è la stessa cosa. E noi dobbiamo capire, fratelli cari, e comprendere che non è più tempo di zittire, di tacere o di coprire ciò che noi abbiamo fatto, abbiamo combinato, forse stiamo vivendo ancora. Dio ti chiama alla luce, di venire fuori dal tuo peccato, da uscire fuori dal tuo peccato. E dice il Signore, portalo a me, confessa il tuo peccato, io non ti giudicherò, non ti lapiderò, ma Dio è potente da poter perdonare il peccato, da poter attraverso il sangue di Gesù lavare il suo peccato e ristabilire di nuovo quella condizione che Dio vuole che noi viviamo, fratelli cari. Quello che rodeva Davide, fratelli cari, è non sentire più la presenza di Dio. E quando si vive nel peccato, la presenza di Dio, fratelli cari, purtroppo si allontana da noi. Però vedete, Dio non ha lasciato il suo servo lì a morire nel peccato, a far sì che il suo cuore si consumasse nell'iniquità. Ad un certo punto, fratelli cari, lui porta fuori tutto quello che sta facendo. Dice, è vero, ho peccato contro il cielo e contro te. Ammette il suo peccato, tutto quello che sta combinando. Lo confessa, fratelli cari. È quello che Dio vuole da tutti noi, fratelli cari. Allora lui comprende che non è più il tempo di tacere, ma di parlare. E di dire, Signore, abbi pietà di me. Lo dirà in un altro salmo, lo dirà in un altro passaggio della parola di Dio, quando Nathan glielo dirà, Signore, abbi pietà di me, non posso nascondere il mio peccato, tu lo conosci, tu lo sai, io non posso tacere, ma tu ami un peccatore che si ravvede, che si pente con un cuore sincero, dice la parola. E lui capisce, fratelli cari, che è il tempo di ravvedersi, di pentirsi e di dire, Signore, abbi pietà di me, ma ristabilisci di nuovo la condizione che io avevo con te prima. Fratelli cari, non permettiamo che il peccato possa dividerci, allontanarci da Dio e non farci vivere quella condizione di beatitudine che Dio vuole da tutti noi. Dio vuole farti vivere in questa condizione. E come dicevo prima, non è solo per un tempo, attraverso degli eventi particolari, che io possa avere felicità, gioia al mio cuore. Dio vuole farti vivere questa condizione sempre, vivere beati, cioè avere piena fiducia in Lui, vivere serenamente sapendo che Lui si prende cura di te. In altri contesti della parola di Dio Lui dirà, noi non possiamo fare un capello bianco o nero, non possiamo risolvere i problemi, ma c'è qualcuno che vuole prendersi cura di me e di te e risolvere i miei tuoi problemi. C'è qualcuno, e questo qualcuno è il nostro amato Signore. Tu che mi ascolti da casa, non vivere le condizioni step by step, cercando in tanti e svariati modi di cercare questa felicità.
Oggi si parla anche di longevità. I grandi della terra, per così dire, non sono grandi, ma il mondo pensa che sia grandi per le loro ricchezze, sperperano miliardi per cercare, la longevità, per vivere più a lungo, per non morire più. Ma la vita è in Cristo Gesù, Egli ce l'ha data già. E la mia e la tua serenità, la mia e la tua gioia, la mia e la tua, poca preoccupazione è affidarsi nelle mani di Dio. E affidarsi a Lui. Se tu confidi in Lui continuamente, sempre, tu vivi questa condizione. Non ti esasperi, non vivi nell'ansietà, non vivi nelle preoccupazioni. Perché sai che il tuo Dio meraviglioso, il nostro papà, si prende cura di me e di te. Perché noi abbiamo imparato a confidare in Lui, abbiamo imparato a gettare ogni cosa su di Lui. E in questa sera Lui ci sta dicendo, io adesso non ti voglio giudicare, ma ti voglio portare fuori dalla tua condizione, ti voglio portare in una condizione che tu avevi prima, che il peccato in qualche modo ha deturpato, ha rubato. Allora attraverso la parola di questa sera Davide nella sua esperienza scrive e ci insegna proprio questo. Io non posso tacere più, Signore, abbi pietà di me, Signore, perdona i miei peccati, forse anche quei peccati occulti che noi non riusciamo ad intravedere nella nostra vita. Signore, perdonami anche per quelli che forse io pecco e non lo so, non me ne rendo conto, ma in questa sera con un cuore sincero, ravveduto, ti dico, Padre, perdona i miei peccati, ma riabilita la mia vita alla tua presenza. Fammi sentire, come diceva questo re, questo servo dell'Eterno, fammi sentire di nuovo la tua presenza, perché io non voglio vivere senza. Allora, vedete questa parola meravigliosa di questa sera. Io confesserò le mie trasgressioni al Signore. Tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Nel momento in cui lui confessa le sue trasgressioni, lui è sicuro e certo, e noi dobbiamo esserlo, fratelli cari, in questa sera, che Dio ha perdonato la nostra iniquità e il nostro peccato. Io ho confessato e Dio mi ha perdonato. Questa è la certezza, questa è la fiducia. Che se io confesso con cuore arreso, con cuore sincero, Dio mi ha perdonato già. Non devo aspettare chissà quale processo o fare tutta una causa particolare dove ci sono avvocati pro e contro. Ma qui io so che io parlo, confesso il mio peccato e Dio mi ha perdonato. Allora vedete, quando io ho questa certezza nel mio cuore, continua questa parola, vedete che cosa dice? Si comincia a prendere di nuovo fiducia nel Signore. Io ho confessato, in qualche modo, fratelli cari, mi sono scrollato da dosso tutto il peso, se così possiamo dire, immaginate con me, un peso che ti opprimeva. Quando tu confessi il peccato è come un peso che cade giù e tu ti senti libero, non c'è più quel peso nella tua vita, non c'è qualcosa che ti opprime più. E quando tu arrivi a questa condizione, sapendo che Dio ti ha perdonato, allora vedete che cosa dice poi il salmista Davide. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora straripano le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Ogni uomo pio, cioè ogni uomo da un cuore mansueto, sincero, che cerca la faccia di Dio, dice cercate. Comincia a dire vicino alle persone, cercate il Signore, mentre lo si può trovare. Mentre ero lì, in questo periodo di riposo, grazie a Dio anche per questo, ho incontrato in quel villaggio, lì nella Repubblica Dominicana, molti fratelli cari, di quel posto. Uno si chiamava Fenzine e parlando di tante cose, lui era veramente un ragazzo, aveva 35-36 anni, lavorava in questo villaggio e la cosa più meravigliosa, sapete qual è? Che in questo villaggio dove siamo andati, uno si aspetta, sapete, un po' questa vita dove purtroppo questo mondo produce, una vita senza regole, senza inibizioni. Invece non è così. Quando siamo andati lì in questo villaggio, è attinente alla parola che vi sto dicendo in questa sera. La prima cosa, non c'era il divieto dei topless, ma poi io e Sara ci siamo meravigliati perché
in luogo così, però dice c'è il divieto. Poi abbiamo capito che in quel villaggio, stando alcuni giorni e incontrando molti fratelli, che c'erano molti che lavoravano in questo villaggio, erano tutti fratelli cari, e la mattina, prima di cominciare a lavorare, alle 8 di mattina, si radunavano tutti insieme, pregavano, leggevano la parola e poi ognuno andava a svolgere le sue mansioni. Che cosa voglio dirvi? E lui, parlando con questo Fensini, alla fine di un discorso, lui mi fa una domanda e dice guardi, io parlando di un certo discorso, io gli dissi guarda che siamo in tempo di grazia. Lui mi dice sì, però aspettami, lui mi disse, parlava abbastanza bene l'italiano, però lui mi disse aspetta, ma la grazia che tu intendi è libertinaggio? Io dissi no, io non intendo quello, io intendo che se Dio vede ancora un cuore pentito, ravveduto, quello che stiamo predicando in questa sera, la grazia è che possiamo ancora farlo. E lui si rianimò, disse gloria a Dio, perché oggi non si capisce niente, oggi qualcuno prende la grazia per libertinaggio. No, la parola di Dio non ci dice questo. La parola di Dio ci dice che ancora in questa sera noi siamo in tempi di grazia, fratelli cari, e lo leggiamo in questa parola. Vedete, così dice, finché l'uomo ti invochi può essere trovato anche se straripino le acque, perché siamo in tempi di grazia, fratelli cari. Dio ci accorda ancora il suo benvolere, il suo perdono. Questa è la grazia. La grazia ti porta a non peccare, non a peccare, a non peccare, perché Dio ci accorda ancora il suo perdono. E lui si rincuorava di questo, pensando che intendevo la grazia come libertinaggio, che io potevo fare di tutto e di più. Io dissi guarda che non è così, e lui si rallegrò, disse gloria a Dio che ci sono ancora persone che vedono nella parola di Dio questo concetto in questo modo, perché veramente non si capisce nulla, fratelli cari. Ma in questa sera, fratelli cari, la parola di Dio ci dice proprio perché siamo in tempi di grazia, e che se io confesso il mio peccato in questa sera, Dio mi perdona. E Dio mi ha perdonato perché io l'ho detto con sincerità di cuore in questa sera. Signore, anche i miei peccati nascosti, forse quelli che non riesco a intravedere nella mia vita, Signore, perdonami, lavami, perché io voglio sentire ancora la tua meravigliosa presenza in questa sera, il tuo spirito che si muove in mezzo al suo popolo per portare benedizioni, guarigioni, libertà. Questa è la condizione che Dio vuole portare a me, a te, ad ognuno di noi, e a tu che mi ascolti da casa. Non vivere delle cose effimere, passeggere, che verranno e se ne andranno, ma vive in una condizione perpetua. Rimani in quella condizione di beatitudine, confida in Dio. Questa è la beatitudine. E dice la parola di Dio, vedete, quando si raggiunge questa, come posso dire, questa presa di coscienza che Dio ha perdonato il mio peccato, dice la parola, tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nell'avversità. Vedete la fiducia che bisogna riporre in Dio. Tu mi proteggerai. Sempre significa, fratelli cari, nelle avversità. Tu mi circonderai di canti di liberazione. Vedete un po' un cuore che ha ricevuto il perdono di Dio. Che cuore, che fiducia in Dio, fratelli cari. Tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai con canti di liberazione. Vedete qua la condizione il Signore ci fa vivere. Questa è la condizione che il Signore fa vivere a tutti noi. E poi prosegue nella sua parola, dopo che sei arrivato a tutto questo, dice la parola di Dio, io, versetto più avanti, versetto 8, io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare e ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Meraviglioso, fratelli cari. Dio non ci lascia così, dopo averci lavato, perdonati, ma Dio non ci lascia. Vedete, il nostro Dio meraviglioso dice in questa sera, io ti istruirò, ti insegnerò per la via alla quale tu devi camminare, perché Dio vuole che i tuoi piedi non inciampino più. Egli ti deve istruire, ti deve insegnare per come vivere e camminare. Questo, fratelli cari, è il nostro Dio meraviglioso. E dice la parola, io avrò gli occhi su di te. E quando gli occhi di Dio sono su di noi, fratelli cari, noi non possiamo temere nulla, niente, nessuno. Perché gli occhi di Dio sono su di noi.
Ed egli ci insegna, dice la parola di Dio, per la via che dobbiamo camminare. Non le cose di questo mondo, fratelli cari, questa, la sua parola, ci insegna per la via che dobbiamo camminare. Vedete, uno degli aspetti più meravigliosi del nostro amato Gesù, oltre tutto quello che faceva, ma lui passava ore e ore, fratelli cari, ad insegnare l'insegnamento della sua parola, perché è scritto in un altro salmo, la sua parola è una lampada al nostro piede, ci illumina il cammino, non ci fa inciampare, ci fa camminare nella luce, fratelli cari, e tu vedi dove metti i tuoi piedi. Allora vedete, il Signore dice in questa sera, dopo aver raggiunto questo momento meraviglioso di nuova comunione con Dio, Egli ci insegna e ci ammaestra e soprattutto dice la parola che i Suoi occhi sono su di noi. Poi ci dà un consiglio, più avanti dice non siate come il mulo e il cavallo, che gli uomini mettono nella bocca di questi animali per frenarli, per guidarli. No, noi non siamo come loro, grazie a Dio. Perché dice la parola di Dio, se non bastasse tutto quello che Egli ci ha dato anche dell'intelletto, ci ha dato l'intelligenza, fratelli cari. Uno degli aspetti che ci fa somigliare al nostro Dio meraviglioso è l'intelligenza. Noi non siamo, come posso dire, scevri da questo aspetto. Dio ci ha fornito di ogni buona cosa e ci ha dato anche l'intelligenza di capire che noi non abbiamo bisogno di essere messi, diciamo, delle briglie in bocca per essere guidati o per essere frenati. No, Dio si appella all'intelligenza che ti ha dato. Dice, tu sei intelligente da poter capire tutto. Io con te non voglio fare così. Così si fa con il mulo, con il cavallo, ma non si fa con i miei figli. Perché io ti ho dato anche questa peculiarità. Ti ho dato l'intelligenza di capire che la cosa più saggia, la cosa più meravigliosa è quella di confidare in Dio, è quella di farsi istruire da Dio, dalla sua parola. Come in questa sera il Signore sta facendo con tutti noi. Vedete, molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato della sua grazia. La grazia. E la grazia non è una grazia a buon mercato, come diceva qualcuno. La grazia a cui viviamo e stiamo ancora vivendo è una grazia che è costata il sangue di Gesù. Non è una grazia così, pagata a poco prezzo, ma è costato il sangue di Gesù, fratelli cari. E se noi ancora siamo in tempi di grazia perché c'è qualcuno che ha dovuto pagare, ma questa grazia ti porta, dice la parola di Dio, a non tacere, ma a parlare e a confessare, sapendo che in questa sera ancora Dio ci vuole dare un'opportunità. Ci sta dando un invito di nuovo a tutti noi che siamo qui, ma sicuramente a tanti che ci ascoltano da casa, Dio ci sta invitando a tutti a dire non coprire più il tuo peccato, non lo coprire, perché non ti fa vivere bene, non ti fa dormire la notte, ti fa dormire nell'ansietà, nelle preoccupazioni. E quando si vive così, fratelli cari, non è solo un fatto, diciamo, mentale. I romani dicevano mente sana in corpo sano. Se la mente è sana, il corpo è sano. Quindi se la mente non è sana, il corpo non è sano. Cioè, voglio dirvi che se tu vivi questa condizione così di preoccupazione, di ansietà e di altre sollecitudini, anche il tuo corpo ne risentirà. Ma Dio non vuole, perché anche il nostro corpo è prezioso per Lui, perché dice la parola che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Allora in questa sera, fratelli cari, vedete l'invito che Dio vuole fare a tutti noi. È quello di farci vivere questa condizione. Alla fine dice, chiude con questo versetto meraviglioso, rallegratevi nel Signore ed esultate. Rallegratevi, non siate mesti, rallegratevi. Perché ci dobbiamo rallegrare quando i 70 tornarono? Perché abbiamo visto cadere Satana come una folgore o perché i demoni erano sottoposti? Il Signore sì, va bene, esultate anche per questo. Ma rallegratevi ed esultate perché il vostro nome è scritto nei cieli. E come abbiamo iniziato questo salmo? Perché se il mio peccato è perdonato significa il mio e il tuo nome è scritto nei cieli. E alla fine Davide dice rallegratevi. Rallegriamoci, fratelli cari, nel Signore.
ed esultate, o giusti, gioite voi tutti che siete retti di cuore. La rettitudine viene dal confessare il nostro peccato. Il mio cuore è libero, non è più appesantito, non è più legato, perché ho avuto il coraggio di dire al mio amato Signore: Signore, ho peccato, perdonami, lavami. Io non voglio vivere questa condizione, perché so che la tua parola in questa sera mi ha dato un'opportunità ancora, quello di uscire fuori da questa condizione, quello di stabilire di nuovo una comunione con te, quello di sentire la tua meravigliosa presenza che mi fa dormire serenamente, tranquillamente, quello che mi fa vivere una vita senza tante preoccupazioni, perché la vera beatitudine, fratelli cari, è avere confidenza in Dio, fidarsi di Dio, sapendo, come abbiamo letto in questo salmo, che i suoi occhi sono su di noi e che Egli non permetterà che il nostro piede vacilli, Egli non permetterà che noi possiamo cadere, possiamo sbagliare. Egli, fratelli cari, ci proteggerà dalle grandi acque quando arrivano, dalle tempeste, dai venti. Egli ti proteggerà, ma se tu confidi nel Signore, allora in questa sera dice questo salmo: rallegratevi e gioite. Gioite, fratelli e sorelle, perché ancora una volta Dio è venuto e ci ha parlati e ci ha dato una possibilità, ci ha dato un'opportunità, quello di vivere, se non stai vivendo questa condizione, di viverla, una condizione di beatitudine. Di beatitudine, fratelli cari. In Matteo capitolo 5, chi vuole leggerlo a casa, ce ne sono tanti motivi di essere beati. E come dicevo prima, fratelli cari, la beatitudine che noi aneliamo non è quella di questo mondo, dove si pensa di raggiungere una condizione di felicità. La mia beatitudine è avere confidenza in Dio, avere fiducia di Dio. Questa è la mia beatitudine, questo è quello che Dio vuole dare a tutti noi. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli cari. Dio ci sta parlando, ci sta dando ancora un'opportunità. Non tacere, dice in questa sera la parola di Dio. Porta fuori, confessa, perché Dio è buono, Dio è meraviglioso. E ancora in questa sera vuole far sentire la sua meravigliosa presenza, come già l'abbiamo sentita, ma vuole manifestarsi ad uno a tutti noi. Dio vuole manifestarsi ancora, non tacere più. Confessa il tuo peccato, portalo alla presenza di Dio e permetti che Dio possa lavare, coprire e non ricordarsi più del tuo peccato e ristabilirti di nuovo alla sua meravigliosa presenza. Grazie, papà, per questa parola meravigliosa che ancora, Signore Dio, ci esorta, ancora ci dà un'opportunità, ancora ci dà un privilegio, Signore, di poterla ascoltare, ma soprattutto, Signore, di poter fare noi qualcosa in questa sera. E noi vogliamo farlo, Signore, con un cuore pentito, sincero, ravveduto. Perdona, papà, perdona, e sappiamo che già ci hai perdonati. Grazie, papà. Vogliamo rallegrarci, come diceva alla fine di questo salmo, vogliamo giubilare tutti insieme, per questa condizione ristabilita che Dio ci ha dato in questa sera, ci ha ristabiliti di nuovo alla sua meravigliosa presenza. Rallegrati, o popolo, giubila, o popolo, perché il tuo peccato è perdonato. Grazie, papà. Sono attenti
i tuoi occhi sono attenti e sono sempre su me. E sei sensibile al mio grido che sale fino a te. Posso anche piangere, ma la mia gioia verrà al mattino. Sei qui vicino, Gesù. Sei qui vicino, Non sei lontano. non cambi mai, tu sei fedele a me. Dio di alleanza, Dio di promesse, tu non sei un uomo per mentire.
Signore. Voglio leggervi però questi versetti che troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, dove è scritto: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro sarà fatta misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. E ancora dice la parola di questa sera, come abbiamo letto nella fine del Salmo: rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Grazie papà. Vogliamo fare ancora un canto. Grazie papà per questa tua parola meravigliosa. E noi vogliamo essere, Signore, ubbidienti. Vogliamo rallegrarci e giubilare alla tua presenza, perché il nostro nome è scritto nei cieli, Signore, e nessuno, Signore, può cancellarlo. Grazie papà. Giubiliamo insieme. Rallegriamoci, o popolo. Alleluia. Da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto viene da Signore, creatore del cielo e la terra. Lui non dormirà, è Lui che mi protegge, Lui sempre mi difenderà, non si stancherà, è Lui che mi protegge. Di giorno e di notte, ieri, oggi e sempre. Amen. Farò così Come Davide, io ripieno il gigante che viene contro me, la mia lode e la mia arma. Alzo le mani e mi vince per me ogni battaglia. Ciò che
Alleluia. Grazie, grazie papà, sei meraviglioso, la tua presenza è meravigliosa, Signore. Grazie, Signore, perché come in questa sera hai tolto ogni divisione, ogni barriera, papà, e ti sei manifestato, Signore, fortemente sulle nostre vite. E noi in questa sera, proprio certi di tutto questo, noi vogliamo pregare anche per quanti stanno vivendo momenti di difficoltà, di malattia, di prova. Noi vogliamo pregare con tutto il cuore, perché sappiamo che tu sei un Dio che il tuo braccio non è accorciato. E noi vogliamo pregare per Jessica, chiede preghiera per la sua famiglia. Signore, tocca questi cuori. Raffaella per scarcerazione e conversione. Raffaella per una visita che deve fare in questi giorni. Signore, stendi la tua mano e guida tu ogni cosa. Giuseppe e Tina per guarigione e benedizioni. Luane chiede preghiera per il suo fidanzato che si chiama Miguel. E noi vogliamo continuare a pregare, come già è stato fatto, per tanti fratelli che non vediamo in questo tempo, in particolare anche per Mario. Signore, benedici il nostro fratello e la sua casa, che noi lo possiamo rivedere al più presto, Signore, in mezzo al tuo popolo. Cosa dirti, papà, in questa sera? Veramente, Signore, le tue benedizioni, Signore, la tua presenza, la tua parola ci sconvolge sempre, Signore, perché tu per noi hai viscere di misericordia, e in questa sera ancora si sono manifestate, Signore, le tue compassioni che si rinnovano ogni giorno di più. Vogliamo dirti grazie, papà, non solo, Signore Dio, perché il nostro nome è scritto nei cieli, ma, Signore, perché la tua presenza e i tuoi occhi sono su di noi continuamente. E noi ti chiediamo ancora al termine di questa giornata, papà, di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, Signore, di vegliare sulle nostre vite, di donarci sogni e visioni che ancora rivelano la tua volontà. E se il domani è per noi, facci strumenti valenti nelle tue mani. Grazie, papà, ancora per questo tempo, per questa opportunità. Vogliamo darti tutto l'onore, la gloria, la potenza e la maestà nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica. Pace a tutti.